matrimonio sì, ma con le istruzioni per l'uso. Arriva a Treviso un vademecum per le coppie pronte a dichiararsi eterno amore davanti al sindaco. Sono due io diversi che devono riuscire a fare un noi. Sembra, una frase un po' banale, ma è forse la cosa più complicata che un individuo possa fare. Visto che nelle città venete il matrimonio civile sta superando quello religioso, considerato che un matrimonio su 2 è destinato al fallimento e uno su 4 entro i primi 3 anni di convivenza, le amministrazioni hanno capito che devono mettere alla prova e consigliare gli aspiranti sposi. Si tratta di un libretto nel quale si chiariscono i diritti e i doveri che sono in capo alle persone che intendono contrarre matrimonio. Questo invece è un servizio sociale che un comune deve fare. Tra l'altro lo diciamo anche come orgoglio, come Commissione Pari Opportunità, ce li stanno chiedendo non solo i comuni limitrofi della provincia di Treviso, ma gli stiamo dando anche ad altri comuni fuori regione. Il vademecum è stato presentato in occasione del convegno sul tema Matrimonio Oggi, organizzato presso il Museo di Santa Caterina. Le amministrazioni comunali devono tra l'altro tutelare ed tutelare il benessere della popolazione. E il suggerimento del presidente veneto degli avvocati per la famiglia e i minori è stato già accolto dall'amministrazione di Treviso. Fra poco partirà il corso prematrimoniale del sindaco, organizzato con l'aiuto dei consultori trevigiani. Più che corsi vogliono essere dei dialoghi, cioè dei momenti in cui chi si avvia a un percorso di coppia possa avere delle basi per poi costruire il suo percorso personale. Serve dunque una sorta di nuova educazione sentimentale, di corsi di manutenzione agli affetti e magari di un galateo degli addii. Abbiamo drammi in cui letteralmente anche si rischia la vita o fatti di sangue e credo questo sia un paradosso della nostra epoca. Il percorso fatto dalla Commissione Pari Opportunità partiva proprio da quest'ultima considerazione. Il 70% delle violenze sulle donne si consuma tra le mura domestiche.